Le chiamate al 1522, il numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking, sono aumentate nel 2020 del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono sia via chat. È il dato agghiacciante pubblicato da un report dell'Istat diretto dal presidente Claudio Blangiardo. Il boom di chiamate si è avuto a partire da fine marzo, con picchi ad aprile e a maggio rispetto al maggio scorso, ma soprattutto in occasione del 25 novembre, la giornata in cui si ricorda la violenza contro le donne anche per effetto della campagna mediatica. La violenza maggiormente segnalata quando si chiama il 1522 è soprattutto fisica, il 50%, oltre ad altra diversa forma di violenza, quella psicologica, altro 50,5%. Rispetto agli anni precedenti sono aumentate le richieste d'aiuto delle giovanissime fino a 24 anni di età e delle donne con più di 55 anni. Sono aumentate le violenze da parte dei familiari mentre sono stabili le violenze dai partner attuali. La causa principale, riporta il report, è stata la pandemia che ha costretto uomini e donne a vivere insieme. La convivenza forzata, la perdita del lavoro sono state le cause delle violenze verso le donne. Infatti nei primi 5 mesi del 2020 sono state oltre 20.000 le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza per segnalare atti di violenza. Essenziale è stato il ruolo della rete territoriale che ha supportato i centri nel loro lavoro. Nella maggioranza dei casi i CAV, Centri Aiuto alla Vita, hanno aiutato le donne tramite colloqui telefonici, tramite l'invio di un messaggio di posta elettronica e colloqui personali nel rispetto delle misure di distanziamento. Una situazione davvero difficile anche per le case rifugio, dove nei primi 5 mesi del 2020 sono state ospitate 650 donne. Le operatrici delle case di rifugio hanno difatti segnalato che è la pandemia la causa principale che ha rappresentato il momento peggiore da cui ha avuto origine la violenza.